la solita grande blasonata azienda vinicola familiare, ma una realtà che racchiude il lavoro di migliaia di viticoltori dell'area di Melfi. In ogni singolo bicchiere è racchiusa la passione di 2300 soci della cooperativa Sette Soli, diventata nel tempo un autentico distretto del vino nella provincia di Agrigento. Con una produzione di 24 milioni di bottiglie e una superficie vitata di 5.600 ettari, la Sette Soli si è guadagnata la definizione del più grande vigneto d'Europa. Qui a Melfi, in provincia di Agrigento, settembre è il mese in cui la comunità condivide l'esperienza della vendemmia. Ogni anno si perpetua così il rito della raccolta manuale delle uve. Esperienza che abbiamo fatto anche noi, quale vendemmiatori per un giorno e membri onorari della comunità Sette Soli, lavorando chini sui filari che degradano verso il mare. Io quando ero ragazzo facevo tutte le vendemmie, oggi si fa meccanizzata, si fa anche a mano, è un momento, è una festa della comunità, è il momento in cui si raccolgono i frutti di tanti sacrifici. In questo mese la natura dà spettacolo. Nella riserva naturale della Foce del Belice crescono spontanee la palmanana, le agavi spinose, il giglio marino, il fiordaliso. Qui, tra la vegetazione fitta di cespugli e la sabbia finissima del litorale, si passeggia godendo del panorama tra un'oasi rinfrescante e un aperitivo di benvenuto in pagoda. Un territorio selvaggio ma anche molto bello che noi coltiviamo con grande passione e portiamo il nostro vigneto addirittura sulle rive del mare. L'azienda ha adottato nel tempo misure importanti di tutela dell'ambiente, del contesto naturale di cui è parte integrante, come il progetto di tracciabilità e certificazione, avviato dal 2003. Abbiamo deciso di utilizzare per tutta la nostra produzione le etichette che non fanno uso di cellulose, perché non vogliamo che si taglino alberi per produrre le nostre bottiglie. Così come i cartoni, la carta per il confezionamento, sono tutta carta riciclata, quindi anche in questo caso è una tutela per l'ambiente. Per non parlare poi degli impianti fotovoltaici che 3 anni fa abbiamo installato sui tetti dei nostri stabilimenti e che rappresentano circa il 7-8% del nostro fabbisogno energetico. Il forte legame che da sempre Sette Soli ha col suo territorio si riflette anche nel saper essere al passo con i tempi. Ecco quindi che la tecnologia si è inserita in modo sottile nell'antico rituale della vendemmia. L'ultima innovazione che abbiamo introdotto, la vendemmia meccanico notturna, ma fatta in maniera strutturale. Di notte questo territorio vive, la comunità lavora e vendemmia le uve a temperatura più bassa. Una comunità attraverso 40 vendemmiatrici che girano sul territorio, vendemmiatrici che tra l'altro vengono monitorate attraverso un sistema satellitare, tale che i nostri tecnici possono in qualunque momento controllare dove si trovano, quale vigneto stanno vendemmiando, a che velocità la vendemmiatrice sta lavorando. Quindi un sistema che permette da un lato di venire incontro alle esigenze dei nostri soci, di accorciare i tempi di lavorazione, dall'altro, vendemmiando di notte, l'uva arriva in azienda a temperatura più bassa e per la sua trasformazione consumiamo meno energia. Le uve raccolte al momento dell'arrivo negli stabilimenti costruiti negli anni 60 vengono indirizzate in diverse vasche per tipologia. Quindi viene effettuato un abbassamento della temperatura con questi macchinari, fondamentali soprattutto per i bianchi, per preservarne i profumi. Le uve poi si avviano alla spremitura, dove con un meccanismo soffice viene separato il mosto dalle bucce e dai venaccioli. Mosto che finisce infine nelle vasche, dove avviene la fermentazione controllata. È così che, riassumendo, per esempio, è nato il nuovo vino autoctono della Sette Soli, il Grillo IGT Sicilia. Un vino bianco fresco e fruttato, il risultato di una vinificazione attenta. Mentre il Grillo è molto diffuso nella parte della Sicilia della provincia di Trapani, da noi è inserito abbastanza di recente. Questa è la prima produzione che facciamo, i vigneti sono stati impiantati 3 anni fa circa. Il Grillo nasceva prima come vino, come uva per produrre marsala. Noi con questo vino abbiamo cercato di sconvolgere quasi questo vitigno e cercare di produrre un buon vino da tavola, con riflessi molto verdi e molto spiccati, quindi tipico di un vino secco, un vino da tavola e non da un vino tipo marsala. E poi al naso è caratterizzato da agrumi e da ananas, quindi proprio
un'impronta nuova di questo vitigno.